è questo, guarda, possiamo benissimo considerare Benito un jukebox della barzelletta. È anche vero che dove passa lui è difficile che non si senta almeno una barzelletta, quindi se qualcuno di voi ha una richiesta di una barzelletta magari anche vecchia che vuole risentire, lo dica subito. Eccola, quella là, sì. Forza, vediamo. Naturalmente tenete presente che sono bambini, Allora, c'era un bambino. C'era un bambino che disse alla mamma: oh mamma, perché non mi compri una sorellina per giocare? Sono sempre solo. Il figlio mio, per fare i amici ci vuole tempo, bisogna parlare con babbo, bisogna programmare, poi le cose costano care, quei tempi che corrono, senti i tempi correndo, li senti? Dai, fammela. Ti ho detto che non fa. E quindi io la Stai da bravo, se no mamma ti sbatte a terra. No, cos'è questa maleducanza? io sono sempre solo. Non sei solo, giochi con Maurietto e la vicina di casa. È piccola e si rompe. Giochi piano e non si rompe! No! E poi la cicogna ha detto che non li porta più. E allora cambia uccello. I bambini non l'hanno capito, quindi non hanno capito. Dunque ce n'è una che si potrebbe raccontare, che è un po', che forse è proprio quella della... Quale? Sì. Che è un po'... Signora, non vada via proprio adesso, signora. C'è una barzelletta che Ma la sta riguarda. andando in bagno. Ecco. Allora, un'altra barzelletta, io adesso gliel'ho chiesta. No, è bella quella della serie Gnogno, quella che aveva quel difetto che si emozionava con la tizia che vendeva tabacai. Quella che aveva una... C'era un signore che andava tutte le mattine al tabacchino a comprarsi le sigarette. Fermi i bambini un attimo, fermi, se no cadono le sigarette. C'era questo signore che tutte le mattine andava al tabacchino e prima di entrare al tabacchino, siccome si emozionava perché per la tabaccaia o non so che cosa, prima di entrare al tabacchino faceva le prove. Dunque, devo comprare un pacchetto di nazionale, un pacchetto di nazionale, un pacchetto di nazionale, non devo sbagliare, devo comprare un pacchetto di nazionale. Signorino, buongiorno. Buongiorno Desil. Mi dà per piacere un francobollo da 25. La signorina prende il francobollo, glielo consegna e lui va fuori. Porca miseria, anche oggi questi sbagli, questi errori non li devo fare perché io mi devo comprare le sigarette, sto morendo di fumare. Allora mi compro 2 pacchetti nazionali, 2 me ne compro, 2 pacchetti. Signorina, buongiorno. Buongiorno Desil. Per piacere mi dà 2 francobolli da 25. Prende ancora i francobolli e va fuori. Porca miseria, anche ancora sbagliato. Non è possibile. Mi compro 10 pacchetti nazionali, così domani non ho paura di sbagliare. 10 pacchetti, 10 entra ancora dentro. Signorina, buongiorno. Buongiorno Desil. Per piacere mi dà 10 i pacchetti di inflazione. Come detto? 10 francobolli da 25. Prendi i francobolli e va fuori. Sta per andare fuori la signorina. Ma cosa ne fai di questi francobolli? Devo scrivere ai miei amici e spiegare che ho smesso di fumare. L'ultima, forza. C'è il tempo per un'altra? Dai, forza, proviamo... Se si può fermare questo flusso di corsa avanti e indietro, perché faccia la cosa. Adesso lo fermiamo, tanto è l'ultima barzelletta. Ecco, questa è una pietra miliare, diciamo, della storia delle barzellette, che non è un tema semplice toccare la barzelletta, per pochi. C'era una volta un signore che assieme al figlio deve andare a trovare la nonna. La nonna abita distante, quindi per andarvi prendono un taxi. Durante il viaggio, mentre il tassista guida, tra padre e figlio discutono. Oh babbo, cos'è quella luce che si vede là in fondo? Quella luce è la festa di Santa Greca di Decimo. E che cosa fanno nella festa? Oh babbo. Cosa fa? Fanno la festa. Sì, ma che cosa c'è nella festa? C'è la giostra, l'otto scontri, il Luna Park, c'è la ballerina, ci sono i tirassegni, c'è la rotta panoramica, poi ci sono i pesci vendoli, i pesci mangiali, i pesci comprali. Perché non andiamo? Non andiamo perché nonna ci è aspettando. È vero. E quell'altra luce che si vede là, cos'è, babbo? Quell'altra luce invece è il Rioporto di Esmasa. E che cos'è il Rioporto di Esmasa? È dove ci sono i pelecchi. E cos'è il Pelecchi, babbo? I rioprani. E il Rioprani cos'è? Gli aerei. E che cos'è? Oh, ma sei tonto, il bolivio, qualche volta tipo l'elicottero, un'auto. L'aereo. Quello. E come
fa l'Elenio? Va bene, lei nella pista cadeva al volo. Che sta volando in alto. Perché chiudi gli occhi? Ma c'è vento. E lei fuori in altissimo. Attenzione, 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 stare attenti, allacciarsi le cinture, si allaccia facendo trichidi, trachidi, trichidi, trachidi, per slacciare fate trachidi, trichidi, trachidi. Poi lei continua fuori in alto. Le uscite in sicurezza le troverete lì, qui e lì. Poi lei fuori in alto che vola. Attenzione, attenzione, troverete il salvagente sotto la poltrona gonfiatelo, sotto il finestrino che riesce a gonfiarlo, c'è un mazzo così. Allora Nerino fuori in alto. Attenzione comandante militare, in questo momento siamo davanti alla Corsica, se siamo a 20.000 piedi, se sentite puzza è per quello. Nerino fuori in alto, che vola sempre fino a Attenzione, attenzione, prepararsi con i documenti stretti ai denti perché 6 anni fa è caduto l'aereo e non abbiamo riconosciuto nessuno. Allora l'elenco sta per arrivare, sta per scendere. Attenzione, attenzione, stiamo per atterrare, spostarsi dalla pista, spostarsi perché l'altro giorno con l'ala abbiamo accorciato le basette a 1. Allora l'elenco scende, sceso. E senti, oh babbo, e quel fuoco, cos'è quel fuoco che c'è lì? Quel fuoco è un copertone che gli hanno dato fuoco per riscaldarsi. Vedi, c'è una casa, c'è una donna poverina, il marito non le ha fatto il caminetto in casa. E lei c'ha freddo e si riscalda con questo copertone. Beh, è cattivo il marito, ma Cattivissimo, lei deve... Se non mi fai il caminetto in casa non c'è nel copertone non ti faccio minestrone. e perché quella donna c'ha la gonna corta, babbo? C'ha la gonna corta perché il marito non gli ha dato 30 euro per allungarsi e lei c'ha freddo e si riscalda col copertone. E perché vicino a quella donna ci sono molti uomini, babbo? Ci sono molti uomini maleducati, lei dice Andatesene via che il fuoco è mio, me lo gestisco io. interviene il tassista. Signora, ma perché non gli dice la verità il bambino? A me non è una prostituta. Ascolti, lei pensa a guidare, prostituta e non prostituta, lei guidi, io faccio il babbo e lei fa il tassista, d'accordo? Sì, ma non s'arrabbia. Come non s'arrabbia? Non aspetto me ne scende a piedi, ma guarda l'ignoranza della maleducanza della cafoneria di questo qui. Ma ti sembra, figlio mio, che io devo sentire a questo qui parlando lì così? È vero, lei guidi e boh. Che cos'è la prostituta, babbo? È la mamma del tassista. Benito Urgu! Allora, ce ne sarebbero davvero tante, noi abbiamo messo in piedi uno spettacolo, grazie davvero, uno spettacolo teatrale pensando proprio alla barzelletta, lo spettacolo si chiama Gnogno e pensate il pubblico diventa interattivo perché ad ogni persona viene consegnato un elenco di 90 barzellette e ognuno sceglie, quindi diciamo di sera in sera ci può stare proprio che cambi completamente lo spettacolo ed ci ha dato tantissime soddisfazioni, lo faremo ancora. Gnogno, la barzelletta, Benito Urgu. Grazie.